Poi sono venute tutte le persone da te, o notaio, o parrocchiano. Il sindaco ha mandato gli auguri perché non è potuto venire, non stasera lo porta in giardino. Al fresco? Al fresco, sì, perché ci stanno i fuochi d'artificio. Poi i paesani ci organizzano una tarantella. Volete di lui? Sì. Ma voi state ancora in lutto con vostro fratello? Ma di fronte alla morte c'è qualsiasi odio. Sì, ma perché chi è morto? Mio fratello Vincenzino! No, ma quello è vivo! Lo dite per confortarmi? No, ma per confortarmi, sarebbe stupido. La pietosa bugia! Ma che bugia, quello è vivo, abbiamo mangiato 10 minuti, un quarto d'ora fa a tavola, era vivo tra di noi, vivissimo. Con mio fratello? Sì, con vostro fratello Vincenzo. Scusate, ma quello è questo telegramma che ho ricevuto. Un telegramma? Senti. Avvenuto decesso vostro fratello. Venite subito vedere l'ultima volta. No, si spinge. La corona l'avete mandata voi. Me l'avete ricevuta? Certo. Ma chi si è permesso di mandare questo telegramma? Si è firmato Michele. L'hai mandato tu? No, sull'Unichele ci sta Coppa Terra. Ma si è fatta la volontà del cielo. Sì, ma questo è un buon amico. Questo è un buon amico perché ha pensato, mo ci manda il telegramma, quello il fratello si trova là e hanno fa pace per forza. Ma ti sembra un mezzo umano questo? Tutti i mezzi sono buoni quando sono utili. Vabbè, meglio così. No, scusate, io mo che vi devo fare, sono sia amico vostro che amico di vostro fratello Vincenzo, quindi vi porto da vostro fratello e fate pace. Ringrazio, ma non è il caso. Per piacere, non mi farete questo torto. 10 anni lutto col fratello, ma che scherziamo, roba da schiavo. Dopodiché